Ieri la notizia di quel dialogo raggelante avente per protagonista Totò Riina nel carcere milanese di Opera, l'annuncio di un attentato contro il PM palermitano Nino Di Matteo. Oggi la documentazione visiva e sonora di quel dialogo. Il video è stato pubblicato sul sito del quotidiano La Repubblica. 2 uomini in un cortiletto interno del reparto di massima sicurezza del carcere di Opera sono Totò Riina, Antonio Lorusso, affiliato alla Sacra Corona Unita, il suo compagno di socialità. Sono le 9:19 del 16 novembre 2013. Due telecamere e un microfono per non perdere il fiato di quel colloquio che finisce con la minaccia finale al PM di Palermo Nino Di Matteo. Immaginavano i due di essere ascoltati. Quali altri messaggi indirizzati a chi nascondono queste parole? La richiesta di un'esecuzione. Due giorni dopo il passo fermo, stesso cappotto, stesso compagno e stessa ossessione per Riina. Un proverbio siciliano e un minchia per chiudere il discorso, parole che anche il PM Di Matteo ha ben ascoltato e saputo valutare 3 giorni fa al suo commento collegato a un convegno in videoconferenza. La situazione non è certamente quella di un vecchio rimbambito che vuole affermare la sua potenza mafiosa. E ha concluso ripetendo che le inchieste andranno avanti fino a quando ci saranno le forze e per passione civile.